Ciao a tutti e buona Pasqua anche a mo'. Buona Pasqua perché non solo siamo nel tempo di Pasqua, ma siamo ancora nell'ottava di Pasqua, nella settimana successiva appunto a questa grande festa. E in cui tra l'altro è il giovedì dopo Pasqua, il quinto giorno di questa settimana, detta anche in albis depositis, cioè le vesti bianche di quelli che erano stati catecumeni, che erano stati battezzati nella veglia pasquale, perché la Chiesa ambrosiana ricorda il transito di Sant'Ambrogio, cioè Sant'Ambrogio che viene festeggiato liturgicamente, come tutti sappiamo, il 7 dicembre. Il 7 dicembre però è la data anniversario della sua elezione a vescovo di Milano. Ambrogio morì nel 397, all'alba del 4 di aprile, che era un sabato santo, per cui non viene ricordato non viene ricordata la sua, diciamo, partenza terrena in questo giorno, ma appunto il giovedì successivo, perché essendo ispirato praticamente alla vigilia della Pasqua, si poterono compiere le esequie di cerimonie funebri una volta trascorsi i festeggiamenti pasquali. Questa è un po' la spiegazione, spero di averla data in maniera chiara e anche, diciamo, corretta. Per cui la Chiesa ambrosiana festeggia, ricorda questo momento, e quindi auguro a tutti quelli che hanno il Sant'Ambrogio come patron, e in particolare chi visita Cassina Malta, ma ci sono tante parrocchie dedicate a Sant'Ambrogio. Ieri era anche San Giorgio, famoso per aver ucciso il drago e per altri miracoli importanti, ma in realtà di questo santo, se ci documentiamo, se guardiamo sulle varie qualsiasi fonte, si vedrà che è stato tanto venerato quanto è incerto insomma, la sua storia terrena, per cui molte notizie sono o leggendarie o date dalla tradizione, però un santo molto molto presente e molto venerato, basti ricordare anche tutti i paesi che portano il suo nome. Però in questi giorni, come ben sappiamo, ho citato così due santi perché erano appunto quelli proprio di questi giorni, ma tutti sappiamo che in questi giorni siamo comunque molto colpiti, presi e anche, diciamo, richiamati a pensare alla figura di Papa Francesco, che ci ha lasciati lunedì scorso e i cui funerali si svolgeranno, come sappiamo, sabato prossimo. Per cui in questi giorni sì, c'è la festa per Pasqua, c'è anche questa preghiera di ricordo, di suffragio per il Papa defunto. E mi mette una roba, ci sono stati in questi giorni, sono stati 4 giorni di commenti di tutti i tipi, ne riprenderò qualcuno magari successivamente, ma mi mette una roba che lui, il Papa, la parola Papa è un po' l'acrostico dei suoi principi. Tutti in questi giorni, non l'ho inventato io, hanno ricordato che è stato un Papa amante della pace, dell'ambiente, della natura, dei poveri, eccetera. In realtà, se noi pensiamo anche a papi precedenti, abbiamo altri esempi fulgidi di questi interessi, di queste tematiche toccate dai pontefici. Però mi è venuto in mente che, diciamo, se noi pensiamo alle parole pace, ambiente, poveri, e ci metterei anche accoglienza, potremmo mettere anche amore, e fa proprio la parola Papa. E quindi poi ci saranno gli storici, i teologi, gli esperti che faranno i bilanci di questo pontificato, diranno tutto quello che è possibile dire. In questo momento, appunto, insieme con la preghiera per lui, ricordiamo sicuramente queste parole. Per vedersi che sta un po' dei documenti di diversi tipi, magari li riprenderemo. L'unica cosa che dico è che, diciamo, chi vuole ricordarlo per queste caratteristiche, dovrebbe avere anche, come si può dire, la compiacenza di essere coerente con quello che pensa lui stesso. Però è un
discorso che magari riprenderemo. Grazie a tutti e se vediamo presto. Buon proseguimento delle festività pasquali e saluti a tutti. Ciao ciao!